Campagne, paesaggio, cibo. Il nostro paese è la nostra identità. Essa deriva da una conoscenza comune, da una memoria condivisa che trova origine nella terra, nel lavoro dei campi e nella gestione dell'acqua. È con questa consapevolezza che ogni giorno ciascuno di noi, uomini e donne dei consorzi di bonifica, svolge il suo lavoro. Perché non c'è Italia senza agricoltura e non c'è agricoltura di qualità senza acqua. In questi anni recenti tocchiamo con mano gli effetti del cambiamento climatico che sta affliggendo le nostre terre. Un cambiamento che è un susseguirsi di record, di siccità e crisi idriche, di temperature elevate, di eventi estremi. Una corsa contro il tempo ci vede a fianco di agricoltori, ricercatori, istituzioni, tutti chiamati ad agire subito e a pianificare insieme un percorso di adattamento. Noi che in queste terre siamo nati e cresciuti, sappiamo come pensa l'acqua, sappiamo come si comporta quando è in abbondanza, sappiamo come si comporta quando scarseggia. Coerenti al 100% con le esigenze del Paese, abbiamo la conoscenza e la capacità di progettare a servizio dell'agricoltura, per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e la sicurezza idraulica. Per noi ogni zolla di terra, ogni goccia d'acqua è sacra e di massima importanza è ogni centesimo che ci viene affidato per preservare il nostro territorio. Non c'è tempo per le indecisioni, dobbiamo progettare, aprire cantieri e una volta conclusi, iniziare l'opera successiva. Finché avremo la possibilità di fare, noi faremo. 100% coerenti con gli obiettivi prefissati, 100% coerenti con le esigenze del Paese.